打通吗？ all'inizio. 啊，就得继续新鲜囊给，就拍摄给你的，准备的准备那么说当，当然新的确实好么，用是说不了了 Do il 呀，benvenuto e 呃，porgo i miei 网上甚 saluti 至选一，ai monaci e alle monache che seguono e anche a tutti i laici e laiche che stanno seguendo. Do i 他 miei 说他的呢，calorosi 对 saluti 嘛， e 目的学的了 benvenuto 呀，卡张 per continuare a 继 quello 续嘛， che 卡上的，l'altro giorno dissi 上节网都前边呢，接下来我他，circa 嗯。i punti guida, le outlines. subject 往到前边移呢，啊，对了呀，俺的这 subject 学下来要买着，吧？Prima di tutto guardiamo un po' i 那么我 punti 就把你 guida 拿来的 subject 对了，快把起的如果 get 下 e 有些了吧？你拿的当不当，你把当，送把的是学习没得。i 8 punti circa il poggiore 他这人告诉爸爸的，rispetto, 他搞这个 quindi 噻，送 le 把第一 prime 个 sono state 全都到西区 completate, 啊去，le 俺那 prime 第一节了 due. 呀，俺那西吧，拉美在了，Ora 跑到其他 vorrei 的桥 deviare 下 un 的，pochino 头一 dalla 位没得。questione del, 他这呢，唐不眼里啊，搞这个噻 come 的，dire, 在全嘛，基 obbedire, 本的，咱 invece 大卡上搞这 come 个噻的，trattare 这 le 个对吧？cose del 那 guru 么 e 来呢，il 我这个脱 seguito. 离他的电话 tops，台湾别把他们这个拉美搞人，他们 Dal 想送 punto 他 di 们退 vista 大姐了吧？ quindi 拉美搞哈那边的 è la 呀，他 stanza, 对了，到了没想，qualunque 这单给我钱要嘛的 istruzione il 钱，guru 这 ci 是 dà 的。non dovete 那 trasgredire. 你搞的了呀，人生，俺是这，基准。Gesù me le vecchie, tallo ma A dawa questo dabu, proposito vorrei nima parlare dabu del sa ni discepolo shu di na ne ta, Milarepa, dawa dabu di Recunta. rijumba cha di yorba. Na ta na sin, C'erano due principali rijumba discepoli, di je me le vecchie, Gesù uno na che era be, come il sole e l'altro come la tele do luna. ka Quello sha, come la luna era Recunta. ku Recunta ti me be era shu se, si bi yun rin xuan zhe di, rijumba re do. la persona che aveva trascorso Dabu ba maggior le be, tu zi tempo rimbu con shu yin, Milarepa durante la sua vita, Gesù kun shu yin me. molto più a lungo rispetto a 다 Gampopa. 지진 Recunta era stato con 이내다 야 Milarepa più a 레중바다 삼삼 lungo. 콩야지 가수에 삼삼지 지진기 Recunta 깔아 년 근데지 용되기도 와 aveva 가상마디 ha 유 avuto 도와비 delle occasioni in cui 비바 non aveva 아니 effettivamente 그렇지 ascoltato il maestro. 레중바디 Avevo parlato l'altro giorno 지진이야 di uno di 무슨 questi 총세 아니디 eventi, 나게로 도총 안데 마게 quando 마자 체도 아니 Recunpa aveva 지진 mancato un po' di rispetto al guru, 지진은 aveva 무슨게 cominciato a 군주들의 말이지 manifestare 아니 야 arroganza, 마주 나로래 아니 aveva 지진은 뭐지 꾸충 mancato di 나서 야가 rispetto, 마주 manifestato 샤가 dei 마서 디 miracoli 나로래 다 ed era entrato 슈네 dentro 안데 제가 il corno di uno yak 지진 senza 리중베기 ritirarsi, 나게 자리 senza smollirsi, insomma, 고추스는 questi 다 poteri aveva 디딘들이야 또시 manifestato. 중신다시야 중대디스 love E story poi il 디제 guru aveva 포신 manifestato 체베기 questo love per story 더 abbattere 지동 l'orgoglio di 폼 Recunpa. 지동의 잡아야 되베다 지 중주제 대량 Una storia d'amore vorrei 대간데 raccontare. 슬라비나 지준은 무슨 냐나 주부사 될이야 아니 냐나 주부사 양 지준이 내지어로 될이야 쇼 아니 중바의 풍부 공모사 될이야 쇼에 갑리야 더디도 산에 아니 Era andato, 레바 我现在忙不也不起，哎，那亚麻远大忙不起，对不对？c'erano molti discepoli di 你，Milarepa e vari 俺这 benefattori. 迷茫不休就错去，Quindi c'era 对对 stato un 啥呢？incontro di tante 那么一种 persone, 当 c'era 这 un 个，日中别给 assembramento di 几年了了 numerose 呀，鬼嘛难些呢？日中 e 热巴钱不了呀，
c'erano Dache e ane kabi Dachini che yusa erano jizun milere ka apparsi namta in di sogno tumi sunwa e supplicavano a Milarepa di tene raccontare la sua storia. sanyo hiru ka rubi E in genjengi questa occasione Milarepa jizun raccontò milere namta la u tele ya sua, ane jizun mi ki namta sunglu che ki poi yuwa è oda di stata sungse raba di raccontata. kawa sungpa sana di Il nyana luogo chupu saya tele ya ane korlo ma mangbo jin zomche di in zombe kab tele ya ane rishun be ki in kuma quel shu she ne luogo ane Surbu lama jizun ki con un hanga grande namba tongres seguito di presenti. da tene Sotto la rishun richiesta ba di tong Riciumpa, ane da Milarepa aveva Guli ya chenda raccontato la ki sua ane storia, yunru aveva chushin pyu je narrato le yoda sue nizang vicende. chaya tongdu shu chenpo yabche E in quell'occasione Reciumpa aveva questo desiderio, espresso il desiderio di Ngana andare chi nella di parte toli ya centrale kub del dikye nubi Tibet kari chungpar sana e oltre a nyama mangbo quello, chik le ane circostanze, c'erano molti yap samar ane benefattori lama jizun le ane kongpa se occasionali, discepoli loma occasionali, benefattori, rishungpa di ane kongpa gyagal pepe yinza e ane mila reba il ne sachi discepolo kibar era khunzu stato re in chi che India. dinde she ne ta khanda nyama shenpa ti zu gi Quindi, siccome c'era ma questo shenpa di ma she ritorno, chi pensavano che rishungpa fosse gungdu le ancora ya più jagan rongi ma yin bores importante di Milarepa. nyamba di C'era su ya soprattutto una benefattrice, jizun rinpo shi aveva gungdu le ya jagan sviluppato il rongi ma yin desiderio di bores incontrarlo e fare offerte a tinde indu Reciumpa. za ta nam gyu Aveva fatto delle lama jizun offerte yapse ni gi gundu le ya ta nyama mangbo chi hon che eni nyinguru mangbo chi pybres nyinguru pyu sa ne eni rijung ba la e to de queste nyinguru yagar chung lama benefattrici jizun le ya nyinguru shira chung de avevano fatto delle offerte migliori a tene ya te mo Reciumpa chung le gi e quasi nulla nisi de invece a rijung Milarepa. be ki gong do In quella ta ina rijung situazione par gong par Reciumpa sana si era ta sentito nga le ya be dinde biwa chungge mangbo shivish imbarazzato. do tinde indu sa ne ane Tutte lama queste jizun la la persone che sono lama accorse jizun qui mi la la hanno tele fatto manga queste be tele grandi sangwa offerte, yigire ma gong che ne il ane guru Milarepa avrà di sicuro jizun ricevuto delle mele kundu le offerte ya pene molto ta migliori delle mie, di quelle che lama ho le ricevuto ya io. ningur E quindi sambo andò da musim Milarepa a biwa ya busa chiedere: pu yigire was tede indu sa ta ngara pyo dovresti nak aver ni le ricevuto ya delle ningur offerte klang chungpa izi splendide. thwane Tu ya sei reba il shinda maestro, le io il ya ma discepolo. songor na che ne ene ma reba shinda le chi sure na na ya E go men ro pensò che che di fare tutte queste kurse offerte con un Gana ya Chakra, pyo un'offerta dello shuwa Zoc, possiamo metterle tele ya insieme? lama Aveva jizun ki chiesto a oda Milarepa tene nipa questo do chi e, nis oh certo, tede indu sa dobbiamo nye farlo, ki kya certo, ki aveva risposto ge yang zum do Milarepa. zom ro chi da Ecco, tila kya shu la jeza mia parte di tila nge offerte è chu in sang su quella scatola, in quel ane rijung contenitore. ba di Prendile pure e yang zum do zom organizza il ro da sistema, gowe insomma, zom de yor ma jala sha sa allestisci lo Zoc e pyu ta mar quindi da tinde khala sha sa una gowe vecchia zom de yor scatola, un gowe vecchio zom de men ro contenitore. ti na lo le ya C'era del ane rijung ba lenga du sa ne formaggio, del lama ji zun burro, li della ya zampa, insomma. sha to sha ka go Vide sha be che ci c'era sha le davvero sha poca ka go carne shu ji secca, so ji neanche ro res bella, ane tu ngombo ti un sung ngor ge be pezzettino. yo ji yores ane Poi chang c'era shu un mu kuwa pezzettino khan sa di ji da nam gi kuwa sa formaggio ji un yor ba da po' ammuffito kuwa khan yo e che poi c'era un zamba po contenitore sambar shena di ka ga min dos alcol, di ane cian e rijung poi ma una zambe to manciata di to zampa, gi ma ga nient'altro. ro chi chi kuwa Reciupa phan bo shu era che davvero ta dispiaciuto, chi fu davvero scosso, infelice per tu questa magar cosa, tu phambo shin do dispiaciuto phang per kombo goma questo. yin da lama ji zun la da shi ji Che pyung yin ki ne phang ko le disappunto! ya bu pyung ge yin sa lama ji zun la da gwe ya Milarepa, ga Gesù ma Milarepa pyung avrebbe yi ne sa ma ge dovuto chen ba ne ricevere ngo tante si yin du offerte. sa na Se lama ji lui, zun le ya ta Reciumpa, aveva ningur ricevuto tali be offerte, to zi yin sicuro ngen sa gu sa molto ma meglio di lui ningur avrebbe dovuto riceverle. Ma invece erano pya khan davvero ge le ya di magre, misere, per nulla belle, peraltro. tene ta lama ji zun ka na ji da E du sa mo lo quindi nyama ti zu cho so ro ko che za se yin sun che lama le pyu do lama sim yin du na che lama ji zun be il nam to le guru sim yin na disse, na queste che bres benefattrici, questi ane ri jong per ba ne bu ta ge accumulare, ko far accumulare pyu ji ta meriti a amba ge ne queste ngo bu cha bi yor ba che za benefattrici ta di dobbiamo xian de sha consumarle. Invece malam chi chu Reciumpa long bo de non chung res riusciva neanche a
ingoiare, era nauseabondo, insomma, provava repulsione, ripugnanza per queste cose. Poi tornò nella sua caverna dove coricarsi e pensava, ma che brutta cosa che hanno fatto queste benefattrici. Non posso essere neanche essere paragonato a un poro, un singolo poro di questo maestro che come un Buddha. Gli hanno fatto delle offerte davvero meschine. No, ha fatto qualcosa di veramente sbagliato. Quindi pensò, avevo pensato di rimanere per ricevere tutte le istruzioni e servirlo a tempo pieno, ma se io rimarrò a lungo a servirlo, anziché essere di aiuto, potrei portare sfortuna, disgrazia. Quindi me ne devo andare, altrimenti li porto male. Quindi pensò di porgere una richiesta e quindi aveva pensato di andare nella zona centrale del Tibet, poi si rivolse alla Milarepa e disse voglio andare a Lhasa a vedere vari allievi, voglio vedere Samye, voglio vedere i luoghi dove sono stati Marpa e Lama Zopa, insomma voglio andare in quella zona del Tibet. Quindi rivolse queste richieste e fatte queste richieste il guru disse, Milarepa, il guru, gli disse in generale, i tuoi discepoli sono nel Tibet centrale, ma non è proprio il momento giusto per andarci, quindi non gli aveva dato il permesso. Ma Rechumpa era piuttosto insistente, voglio andare, insisteva. E allora Milarepa, allora, se davvero devi proprio andare nella parte centrale del Tibet, allora vai, però prima per prevenire qualunque impedimento, ostacoli, fai 100 prostrazioni alla mia grotta, 100 circonvolazione, 100 offerte del mandala e 100 offerte della torma, 100 offerte d'acqua, 100 zazà e 100 recitazioni della pratica di purificazione. Reciumpa era così entusiasta che di aver ricevuto questo permesso era così estasiato. Certo, certo, aveva detto, certo, sono a servizio. Promise di fare questo, ma la mattina successiva si era completamente dimenticato di questo, di fare queste cose richieste dal guru. Quindi si preparò per andarsene nella parte centrale del Tibet. Aveva una veste di cotone semplicemente, quindi avevano insomma diverse abiti. Quindi erano vestiti da un tessuto di cotone e basta, insomma, molto semplice. Aveva una borsetta, un borsello, come gli yogi nel passato mettevano tutto in questa sorta di borsa a rete. A qualunque cosa li mettessi dentro, insomma, era una sorta di borsa, borsello, insomma, come dire, tutto in vista. Dentro questo tessuto aveva una sorta di... Quindi prese questa saccoccia sotto il braccio e aveva un cappello da pandita come copricapo che gli aveva dato il lama, quindi indossò il cappello, tessuto di godone, la saccoccia e andò dal guru a richiedere le benedizioni. Il venerabile pensò,
Mi ha accompagnato per molto tempo Reciumpa e adesso non so quando lo rivedrò ancora, quando ci rincontreremo. E quindi gli chiese di accompagnarlo per un pezzo, verso un passo, un'altura, un passo, insomma, sulla cima di un passo, l'H. Arrivati lassù, Milarepa gli disse: se un figlio sta con la madre, cresce meglio e le uova si cuociono meglio. Quando sei da solo, c'è il rischio di disperdersi, distrarsi. Comunque continua a pregarmi. Glielo disse a Riciumpa, cominciò a piangere, versò delle... Io vedo ininterrottamente il mio guru come Buddha, non ho nessun altro a cui affidarmi se non il guru, fino all'illuminazione. Non farò richieste a nessun altro nella vita, per la prossima vita, nel bardo, sempre al guru, che fino all'illuminazione. Quindi doveva essere un lungo viaggio per una benedizione, per un auspicio, una connessione. Aveva un tessuto, il venerabile Milarepa, e lo dispose sul terreno e disse: siediti lì, sul mio abito. E Ciumpa disse: no. No, di solito non ci si può accomodare, non si può calpestare neanche l'ombra del guru. Come posso mettermi a sedere sui suoi abiti? Guru Milarepa disse: c'è una speciale connessione, dunque se hai il permesso del guru non c'è problema, non è un difetto, uno sbaglio. E quindi Riciumpa si sedette sugli abiti piegati di Milarepa e Milarepa si sedette in mezzo lotto su una roccia e lì dove stava seduto dava l'impressione del suo corpo come se sprofondasse nella roccia, come se avvolgesse o sprofondasse nella roccia. In ogni caso, su quella roccia, se chiedete del mio lignaggio, quindi insomma dice un canto, una canzone, una poesia, insomma. Offrendo questi benefici di auspicio. Quando te ne andrai, incontrerai una cagna mondana che ti afferrerà per le gambe, per una gamba. Non ti dimenticare del tuo guru e della tua pratica. E Ricciumpa disse: perfetto. Si prostrò, fece circonambolazioni attorno a Milarepa, ricevette queste benedizioni e se ne andò. E allora Gesù Milarepa era molto... Forse girerà la faccia, insomma, mi guarderà, si girerà per guardarmi, ma se non sarò qui ad guardarlo, non gli piacerà. Quindi aspetto che si giri per l'ultimo saluto, pensò Milarepa. Rimase su quel passo per un tot, dropuk, pensando che Reciumpa avrebbe girato la testa, ma non lo fece per nulla. Era così contento di andarsene nel centro del Tibet, non si era manco girato, neanche un'occhiata.
Quindi pensava, se fosse chimi voltato e kora non mi mate ane avesse visto, sarebbe lama stato jizun triste, tola invece non si è ta neanche chimi sam preoccupato di kalamdo girare il tena capo, ta lama de che do la neanche yana ngokta che wang un'occhiata. yana che Oh, de è jino aga nyenga do possibile che gong che ne potrebbe ane tuk ma de ne sviluppare ane delle lama visioni jizun kong distorte lung chuk circa ji il sumbe guru e i rizhungbe fratelli nye le del pe me pes to ta Dharma. zun ryu soro che che nye le pe che ne ane lungba kukyo ji le ya to cha me Allora le si le ya Milarepa ane chakwa tornò mi du le zhu che ne al suo ane rizhungba posto e gyab si gyab se se che ne pe manifestò rizhungbe come to dan de ne 7 be kwe da sama briganti to che re lo ye pestarono, gli chodu sa ne portarono ane via rizhungbe tutto. to le ya a tanang nge lama le ya lama ji zun da xie ke du san nge cha da go wa de zu ya bu ji ma che ji du san di si ya Quindi bu le pensò, beh, non ho chung ma song fatto appropriatamente tutto di quello che sa de Milarepa mi sam chen aveva di chiesto su di ne ta fare. lama yi Forse ge questa è la gong ne ragione per cui ora de di du ho san ne cha meditato. wa di gi cha wa mi du namba de ba pa ye be sor cha Ma quando tene questi kong zeng ji su 7 yin du san banditi, ane ngar ma cha wa de me ba che come dire, ngar si erano ngomi she be gi presentati, re ba ecco, gyu lui gi si era kong reso se conto be che era la reba de manifestazione di su gi quello ane sbaglio e ri jung quindi be si gi rese nyam se be che conto che non erano ane banditi kyora veri, ma kar le res lama su manifestazioni res erano tene dei pe repa, dei nangwa meditatori, insomma, tene per kan de ane provarlo, per ri jung metterlo be alla do prova. do Chi ta gu yor sei? ba Chi è il tuo gu guru? ge Gli avevano to chiesto. Allora nge Rachunpa gyu aveva le ya pensato, ne de ge je chingen ge reba shen da yon sig "Mm, ma res ten possibile. de ji jung ge tu ba de do gong chen Nessun lang chang cha altro tu tene degli nang ba yogi mi ta avrebbe cha ding ju fatto san lang queste chang ji jung ge domande. tu ba Sarà du una shin manifestazione del guru? Si prostrò tangi kyoran e le pa do ju san manifestazioni si ene kyo chimi dissolsero. ji de ge sam E il song ne guru ene disse: chimi ten Sono wa song venuto a tene farti ju un san test, ta una kyoran ji pa prova, je de yung men ro sam perché tin je ge de mi hai chen je lasciato chu tin senza je ge nyam guardare se ge che do indietro yo yin neanche una tene ta volta. kyoran le kyo shira Ma yong sa ma re i tuoi samaya non sono danneggiati. tin je Allora yin ju san ne ta kyoran sei nga inseparabile da da tong ju tang ma me yin ju e san ne quindi hai kyo Samaya dun de me puri. ba yin Vai ta pure, kyoran wi su ci song ti vai si chung centrale ba senza problemi. ene ji ju Siamo ri jung ba inseparabili. Io e te, pe guru ka e shin to shi discepolo, yo ne siamo ji ju she ji inseparabili. ur E la ne allora ma la Ricciumpe kad era ne ene pe completamente kar sho ya bo che chen ta wi zang ra the soddisfatto, ba pose la sua ta testa wi ai zang piedi the del wi zang the ju guru, sa ne ta rivolse da molte ri jung ba preghiere e andò verso il ki Tibet kong le ya gang centrale. gyo gong ru gang gyo ne kha sa shu ben ne gang gyo gong ru du wa E pen lu aveva yu il ji ge la canchiò, wa chi ren bo la gwa piede de de sha veloce, wo chi aveva ren ro queste du ya realizzazioni, Master Recciumpa, quindi cha poteva wa chi ren andare ro wa de gong sha wo chi molto ren ro du ya she za to rapidamente, ta quello che altri yong shu avrebbero ji li ya fatto in un ta mese, yu den lui lo sang de sa de fece mo in bu ji li un ya she zo giorno du wa ta yu den soltanto. sa de ka wa chen ba Quindi ti to andò, ti ring ju zu me ba yin ju shu mo go che ta ti ring rung ne de xie ai na non ta de andremo rung ne attraverso de ka tutti re i sa na dettagli, ene ri chung ba ya lu le pe però vorrei ya lu parlare le pe della ne storia vera e ze bu breve. chi chung sa ji Ricciumpa andò a tin je ge Yarlung ta ge bu e chi ge arrivò bu ti a po dang tuen de mi Pechun, sa Chechun, no ti ge po Pechun, dang de le ya Chechun ta kong sen yong le pe e ta ze bu chi Kyorlen chung sa de ka re la bi e na ta da andava po rong chun chung ma lo le chiedendo, ya medicando, insomma. ka re song yo ar sa na ya lung chu ge Secondo la storia del ri jung ge Dharma pe de ni che Di shu Yarlung, le ji sa de se mo le ji sa de cha de ji wa yin sa ji avevano chiesto tin de ji ta insegnamenti shuo rong chun chung na le ke ye be yin alla be principessa 제 시샤 셰비나 하다 제부 추스아디 nella 열룬 추유 storia del 미둥주디 Dharma 메바이바 si parla di questo 대야 evento, 다다 남데 Chechun 위송샤야 벽이 Lagom, 전부 다 quindi c'era una 아, connessione insomma con questo 디 규버와 가사 lignaggio di 랑카네 Namde 디버세 남데 Osun. 위송기 에네 Mm. 꾸규리아 지중 학엄스 아직 근데 지금 제부 충분해서 개부 충분해서 단 너는 벽이 전부 동급 차리고 어다 드레일 제부 사데 Era un 전부 동급 membro 인자 della 아 famiglia 디균선 때문에 드시 라고 입자 Sepo. 한달이야 안 디니모데 리중베 소뇽을 패버데 소뇽 페이지 공부 바가르티 타르게 Rechumpa era 모동네 아니 andato, 양테네 다 장부디즈 양테 게겨러 봐 나도 춘주가를 드리 지그래 quindi 장부다 andava con la sua 아주 ciotola 내고 da, 텐데 용두산에 can- 배 다른 뭐 게겨 지그래 어다 디소로 제제 come dire, 고동들의 제도와 recitava 그래 quei 그래 비두산에 canti, 세보 디기 세보 cantava quelli 파잠 canti 림부세야지 spirituali e 예비 faceva, 그래 디 chiedeva. E 얍예보 c'era 융유베체 una 디기 임모 principessa 제네 예브레
il Jini cui modelea babbo tangda era di kora malato, nzu Lembo era nzumu il nome chi della shoni de de wa fanciulla, il babbo era nzumu chi shoni malato, de de sare ane stava digi kasa mungendo una rizhungbe zo, go li jubwa do de arrivò gyab tene che du sane le nzumu de ne ciumpa, nro che ane fece un gran rumore bussando e lo zo ngora fece un Joshua sussulto e lei ta ngora cadde gyude roba de zo shoti se ke yo marwa ina dal ramo semo suo indu sane ane seggio. oma shoti sane Di solito le tu persone ga de non yo hanno ta un ti gan ma seggio, sabris ma aveva un nzumu ro piccolo ane ti gan ma sabris seggio. te se du sane mo Insomma, cadde Magari, da questo ne gioco seggio rondo dove tingo stava sta, teso mungendo, quindi era garge tulane kadang scocciata. shigris. Sono come dei Dungyo tunga cadaveri gyudang questi shigris. yogi. Kadang gyudang sila karsana. D'estate Garge vengono per tulia, del cibo bianco, show ma kyushu d'inverno per labores. del cibo Dungyo tulane be rancido chang o kyushu labores. aspro, non so. Bah. Namda tuishi me ba kyam dengi E tiso quindi lamne be. insomma Sa vagano di barakan qua e di kyushe. là, tutte le God shene se stagioni, torgo samdwa. prese un po' di Ane guli polvere, shene. voleva Ayo dusane. gettarglielo. Ane Non rijumba appena jero. aprì la Rijumba de porta, vide gun zembu shibiji Reciumpa. yirikicha. Kane debi ne zebu be Bellissimo, hlai kudro jima to yo mares. era Di fantastico, tong yin sane magnifico, mo il corpo di shedang un zu sangwa shi deva. che ene Appena lo teba sangwa vide, tangwe teba sangwa la ene sua yu wone rabbia tangwe si teba shie. dissolse. Ene sa to ya chita jie Si dwa. Sa to ya chita sviluppò una jie de. sorta di Ene ta fiducia, jie di kane shenpa yin ricettività. kawa pen zhu yu. Ma da Chorang dove me tsenpa vieni? kare Gli shu disse, yu dove shi. vai? Come Kus ti chua chi dwa. chiami? Chua Lei chi she. chiese. Rizhung bengone E shubo quando gli shi ya chiese gu questo, chik Reciumpa disse, debres. Ene si rizhung guardò in be giro e tele ya len de disse ta da nga dove nyanam chon veniva, yong ba yin dal lama nge Niam. mila de ba yin nga ra ri jung do Mio ji cha guru ba è yin Milarepa, mi nga de chiamo ji tsu nyum Reciumpa, ba che Doge che Drappa. ta ta lama chi wa ta kong Vengo qui lama per pe bu fare pe la bu de ne lama questua. u su sa chi o tele ya chue shu ya ga ten da le ya ane Voglio yun fare delle offerte a un yuo lama che pu viene ya da ro de Pelpo do per chi chi ricevere ane tsu nyum cha insegnamenti. yong ba yin si che de song do wa Eh, Voglio richiedere insegnamenti a questo lama ane che viene dal nga Nepal, jam mi ta ra sembra. zamba nge le Comunque la zamba principessa disse, dama ka pyu che ne lama ai kan de de shu a prese nge yab la tutto shu se il che piatto nga jam di ya na lo zampa. che Ti prego, ane koran ge rimani, yeb ora chu dim vado zemo ad sha de annunciarti a gu mio ge shin che ne padre. ta Prese un piatto da d'argento nga pieno zu di ge yue zampa, sa le ya ne jong lo ba aprì ri jung par gom gen e zhao annunciò al juba che padre che zhao de Sepo de che Kyorle, un ya nin chen pa meditatore shu qui, ji Reciumpa è pe ros venuto. ane ke si nga zu de na le ya den Stupendo, zhen shu xian nga zu la chue meraviglioso, xie le disse al ya babbo. ane yab ge nyung xin de le Cosa ne Pengpu pensi? Ma me lo ro sam prendiamo come ri guru? Gli su facciamo a delle te bi ya ti mo offerte? ne Magari ri ti chi yen aiuterà zang du col ben tuo me che yen zang male, de de shu do wa ti farà del bene. yab zhen bu de E ge quindi a raccontò dang la ge nya storia la al mi lo ya babbo, zhen chen bu shi bu il jung de yin ju sovrano, sa ne e effettivamente la ta notte scorsa ha mi avuto le dei ya bu shi bu sogni di jung de yin ju sa auspicio, ne kong disse. ya bar ta ba de Davvero yin si de de belli. yin ju na le ya de zhen shu È kong possibile se che nyum ka re potrebbe ne essere xie uno bu gu davvero gu yin ya de pyu si speciale. che shu do wa Dagli tutto ane nga quello zhang che ge lam sa ri potrebbe jung bu na le ya de zhen gradire. shu E xian la principessa subito 다 scese, 공이 가르쳐도 lo fece 라마 케르든 entrare. 지 네발레야 디스 페빅 탑시 켄게요스 가인사는 얘기 Oh, 엽 Guru, 세보 conosci dei 디디스 rimedi per 구수 far 마데 guarire mio 제시게 padre, 드네 il 데야 디스 re non sta 탑시 나로 bene? 슈도와 Ti 음 prego, aiutalo, 아시 fai 탑시 qualcosa per 나로나 lui, per farlo 아니 탑시 guarire. 나나 아주 샤도 Trova qualche 더 뮤와 rimedio. Se lo 지 farai, 카레 qualcosa che gli fa del bene, 돈들이 potremmo 푸르기 onorarti, 시나 덴데슈 offrirti quello che 아니 vuoi, quello 난 덴데 che ti è 퓨즈라바 아니 gradito. Quindi 코랑이 엽 lo fece sembo de entrare jene ane yab sembo de e ge incontrò rijung bala quindi il lama ke re ane chaba yins Sepo e il re shudi disse, sane O ane guru, kon da dove nyanam vieni? chufu E ne il chaba yins guru che je rispose, sung wa vengo an da de le yang Nyenon yab sembo Dropuk, de ge dalla grotta o di nyanam chufu le ya Nyenon lama Drop. re shen se a de le Il re shen se re a de lama disse, nyi shu in yo quella re che je de direzione ci kor sono song due de ju guru, sane Recen e ke Rechun. Ne ho sentito kong na parlare. ma nyi Di ge quali tawa di de bo de questi ge tu shu do wa sei? Sei de uno di rijung questi be due na monaci? nge ge lama re shen se a de Rechumpa, yins di questi due Jizungi mele discepoli. sensati. E il mio Teba nga maestro yong è sa yore Recen, ne il lama grande yis. Nga ran de Milarepa, rishungpa shugiyos. La è ne ge se molto yis. realizzato, il famoso, è Loma il ge mio kuse guru, io sono yis il suo sungduwa. discepolo, il O, suo ta te discepolo tsempo del te 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 ina cuore, ta figlio nge ge del sonam. cuore.
Ah, disse il re, in tal caso è una mia fortuna sentire parlare della tua fama. Dopo tanto tempo avrei voluto invitarti molto prima, e non avrei avuto tutta questa sofferenza. Quindi ora ho tutti questi problemi di salute, quindi ho fatto fare diversi modi, diversi calcoli astrologici. Ora che tu sei qui, ti richiedo di tenermi con compassione per farmi guarire e ti darò tutto quello che ti piace, che vuoi. E quindi diede il Dharani di Vishnachavijaya, Sarima, Vajranamjon, iniziazioni, Vajrapanirato, col Garuda, eccetera. Insomma, e dopo questo il re guarì completamente, diventò sanissimo. E il re, il babbo, pieno di devozione, non ho un figlio maschio, ti offro tutte le mie proprietà, le mie ricchezze. Puoi prendere tutto questo palazzo e anche la mia figliola, Lachik. Gli donò anche la sua figliola, la principessa. E quindi, costruì Rechung Cave, la grotta di Rechung, grazie a questo benefattore, il re, dove rimase per 3 anni. Quindi, ecco, in questo Choje Lingpa era stato riconosciuto come Yoshe Dorje, come reincarnazioni di Rechung Tulku. No, comunque, era stato costruito questo, è stato lì 3 anni, comunque quel luogo, Rechung Tulku, la caverna di Rechung. Arrivò un lebbro, un mendicante con la lebbra, mattina e sera si presentava sempre, non si sapeva da dove venisse. Ti prego, guardami con compassione. Mi viene sempre a porre delle domande, Rashunka. Abbi cura di me con compassione. Lo diceva spesso, hai bisogno di qualche cosa? Disse Rashunka. Cosa desideri? E il mendicante con la lebbra disse: sono un mendicante, poverissimo, ho bisogno di risorse per liberarmi da questa povertà, in questa vita. E il guru Recunpa disse: beh, vieni sempre da me, dovunque io vada. Le offerte che ricevo, le ricchezze, se ti saranno utili, quello che arriverà lo darò a te. Oh bene, grazie, disse il mendicante. E continuava a tornare, a ripresentarsi questo mendicante. Allo stesso tempo, a Yarlung c'era Kanra Jommar, c'era una coppia anziana senza figli, ma stavano benone a livello materiale, avevano un turchese grande, grosso, come una luce infuocata, scintillante della dimensione del pugnetto di un bimbetto, grande come il pugnetto di un bimbetto. E non avevano successori, quindi insomma si erano un pochino preoccupati. Cosa ne facciamo? Cosa ne facciamo? L'uomo anziano disse: se lo nascondessi sotto il terreno non servirebbe a nulla. Se lo mantengo, se lo tengo per me, c'è il rischio che
parenti vicini potrebbero litigare per impossessarsene. Quindi c'è un guru così maestoso che sta qui, meglio offrirlo a lui. E anche la donna anziana disse, stesso pensiero ho avuto, ma non osavo dirlo. Facciamolo, disse. E nei prossimi giorni pensiamo nello stesso modo, andiamo, prepariamo una festa, una celebrazione, facciamo le offerte al guru. E così presero la loro decisione. E quindi invitarono tutta la gente del villaggio, il guru, i discepoli, il re, i ministri, tutti quanti, e fecero tutte le cose necessarie, prepararono cibo, bevande, oggetti di godimenti, fecero tutte le offerte, ma non... Siccome il gioiello prezioso lo diedero segretamente al guru, senza fare vedere, farsi vedere dagli altri, da un lato, da un angolo, e la principessa disse, ma lo vede con l'angolo dell'occhio, vide. Ma pochi giorni dopo arrivò il mendicante con la lebbra e segretamente richiede al guru: ti avevo chiesto in passato di avere compassione per me e di darmi quel turchese. Il guru, motivato dalla compassione e da generosità, lo diede subito, generosissimo, subito glielo diede. Non rimanere qui però, vai subito da qualche altra parte. Se gli attendenti, i servitori, gli altri si accorgessero di questo dono che ho fatto a te, lo vorrebbero indietro, lo vorrebbero per loro. Quindi il mendicante svanì in un istante, se la diede in un istante e nessuno sapeva dove era andato. Svanì senza lasciare tracce. E quindi il guru Rinpoche diede un po' di insegnamenti di Dharma alla coppia di anziani, del Powa e le istruzioni al momento della morte per orientarsi, no? Nessuno vede questo prezioso, solo la principessa, la Chick lo vede. Potrei avere quel turchese che ti hanno offerto? Chiede a Reciumpa. Il guru non lo indossa, io dovrei ottenerlo. Perché non riusciva però a chiederlo direttamente. Comunque, insomma, voleva possessarsene, ma non c'era riuscita a impossessarsene. Una volta Reciumpa era andato da qualche parte a riposarsi su una montagna e quindi Lacik era andata a cercarlo. C'era una specie di saccoccia, l'aprì e vide se ci fosse il turchese. Non c'era turchese. Quello della vecchia coppia non era lì, ma c'era un piccolo come un leone o un piccolo turchese come un leone, leoncino come nella posizione del leone, chissà. Comunque insomma, offerto da Jagde Shelna, molto più piccolo, ma lo vide e gli piaceva, se lo indossò, mise alle orecchie, al collo, sulla fronte, sulla testa, si ammirava, guarda che bello, si guardava nello specchio, che bello, sulla testa, ah, guarda come mi sta bene, si guardava allo specchio, si ammirava. Bello, bello, bello. E poi lo rimise a posto dove stava.
fingendo di non averlo manco visto, manco toccato, ma l'altro turchese se n'è andato, però quello mi piace, devo cercare di farlo io, insomma, no? Poi il Gudo doveva andare per qualche contesto, aiutare i poveri, disabili. Insomma, molti mendicanti si afferravano ai suoi abiti, diciamo, insomma, dacci qualcosa che sia facile da portarci con noi, qualcosa di semplice da trasportare, qualcosa di valore, ti prego, qualcosa che si possa vendere, gli avevano chiesto. Quindi con grande compassione per i mendicanti vi darò qualcosa. Tornate sul retro del palazzo, perché non poteva farlo di fronte a tutti, no? Sulla porta centrale principale, e gli diede proprio quel turchese nella postura del leone. Era un po' più piccolo, l'aveva ottenuto da Yang Desheng, e lo avvolse in una nella zampa, aveva fatto una sorta di pasta, un impasto, lo coprì, insomma, lo nascose in qualche maniera, disse, lo gettò a loro come una sorta di un pezzo di zampa. Non mangiatela qui, non mangiatela qui, prendetela ma non mangiatela qui, non apritela qui. E i mendicanti dissero, ma guarda te, ma pensavamo ci desse qualcosa di significativo, pezzo di zampa, ci ha dato una sorta di pezzo di farina, di pasta, di pasto, un impasto, ma cosa ci serve? Mangiamolo subito, disse almeno. Poi c'era uno più anziano che disse, no, 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 dobbiamo fare come ci dice, aspettiamo, portiamolo con noi, andare in un altro luogo e scartarono, come dire, questo turchese, trovarono e furono molto contenti. Andarono al nord, nella zona di Uru, e lo vendettero. Quindi, insomma, furono liberati dalla loro miseria. E quindi si arricchirono, insomma, diventarono benestanti, più miserabili. Poi, un giorno, c'era una celebrazione nel tempio di Jaser, nella valle di Yarlung. C'era una consacrazione, una fiera, tanta gente, spettacoli. Molta gente si era recata lì e la principessa voleva andarci. Ci sarà una sorta di passerella per vedere chi fosse la fanciulla più bella. Tutte si sarebbero agghindate con le cose più belle per decidere chi fosse la Miss Yarlung Valley, insomma, ecco. Insomma, in questa occasione la principessa disse, era molto eccitata, voleva andare a vedere questo spettacolo, a fare, insomma, partecipare, disse al Jaser Temple, al tempio di Jaser, c'è questa fiera, ti prego, mio padre mi ha offerto a te
Tu sei il più bello, devi venire. Nessuno è più bello di te, nessuno è più bella di me come donna, nessuno è più bello di te come uomo. Devi partecipare, dobbiamo entrambi partecipare. Vieni anche tu, vieni anche tu. Io andrò all'evento di Miss Yarlow, quindi dammi, ti prego, quel turchese che quella coppia di anziani ti aveva dato. E poi c'è un altro turchese anche, chiese direttamente. Ma il turchese gli ho dato a quel medicante con la lebbra, disse Reciumpa. E poi quell'altro nella saccoccia, qualche altro medicante me l'aveva chiesto e quindi gliel'ho dato. Fanciulla, me l'ha chiesto troppo in ritardo, troppo tardi. Se vuoi andare alla fiera, vai. Io non me la sento, non voglio andare da nessuna parte. Il più grande spettacolo della mente, quello dove voglio stare. Avendo sentito quello, aveva dato via tutti quei turchesi, si era arrabbiata tantissimo. La chick era molto dispiaciuta, inferocita, si era scurita la faccia, come avevo rinsecchito, si era imbottita dalla rabbia, insomma, ecco, appassito. Aveva così tanta avidità come una sorta di pressione dell'attaccamento, dell'afflizione. È stato bene che io abbia dato queste cose a qualcun altro. Lei è davvero avara, misera, avida e avara. Davvero. E quindi quindi fu molto sconvolto Reciumpa. Lei era molto arrabbiata perché aveva dato il meglio. Poi alla fine cosa ha fatto? Quindi insomma stava vivendo quella situazione come un ostacolo alla sua pratica virtuosa, con zero scopi. Lei era arrabbiatissima. Lei pensò all'indomani, quella mattina, la principessa era così arrabbiata che inviò tramite le serve o i servi del cibo molto scadente, il maestro del tè molto scadente all'inizio per colazione, ma non lo beve perché stava meditando. Quindi, e voleva andare alla fiera, non posso andare, non mi ha dato nulla, era molto, molto turbata per quella cosa. Quindi, insomma, anche il pranzo che gli fece preparare era scadentissimo. L'hai dato quei turchesi ai mendicanti. Sono stata troppo rispettosa e ti ho onorato troppo, penso. Mangia sta robaccia. Questo cibo meschino. E quindi era così arrabbiata. La principessa era davvero molto arrabbiata. Andò da Reciumpa e lo pestò. Pensava.
Quindi lei voleva proprio pestarlo, per 3 volte lo pestò e non voleva farlo alzare, perché se si fosse alzato non avrebbe potuto pestarlo, insomma. 3 colpi e fino a spogliarlo nudo con una, con una- con un bastone di salice, insomma una stuoia di canne. Comunque insomma lo massacrò tutto, il piatto, il cibo, insomma lo spiaccicò di tutte quelle robe, lo spalmò di quella robaccia così tante volte, così pieno di ferite, il bastone spaccato in tre pezzi, sanguinava, aveva tutte quelle ferite, Reciumpa. E pensò, se mi vendicassi, i miei impegni sacri sarebbero trasgrediti. Non posso arrabbiarmi, non potrei comunque afferrarla o pestarla e i miei samaya sarebbero trasgrediti. Quindi in passato, pensò, Milarepa aveva detto non andare nel Tibet centrale, ci sarebbe stata una cagna mondana che ti avrebbe preso per le gambe. Ma pensò, ecco, eh, era molto, molto intristito per questo. Pensò di andarsene, tornare dal suo guru Milarepa. Decise di andarsene, completamente deciso ad andarsene. Si indossò, mise insomma un tessuto, ma mentre stava per andarsene, Elaci disse: Ma quest'uomo non ha attaccamento per nulla. E gli porto via il manuale di istruzioni spirituali del lignaggio sussurrato, la cosa a cui tiene. Gli porta via anche quello, ma non aveva attaccamento neanche per quello. Non aveva attaccamento per nulla e se ne andò. Quando se ne andò all'inizio, lei pensava non sarebbe andato via. Invece, quando lui se ne andò, ti prego, non andare, non andare, non andare, non andare, disse, ma lui non l'ascoltò più. Quindi se ne andò e lo supplicò. E poi andò a Nhampo tramite insomma, doveva attraversare un fiume, ma Reciumpa poteva attraversare il fiume con poteri miracolosi, quindi non aveva bisogno del traghetto. Quindi lei lo seguiva, ma non poteva volare, o insomma, non poteva, rimase di là del fiume, insomma. Lui se ne andò. Quindi miracolosamente, insomma, camminò sulle acque del fiume, distese il suo tessuto e camminò sopra. Quindi arrivò di là e Reciumpa pensò di andare alla grotta di Gilce dove c'era il suo guru. Guarda cosa mi hai fatto, non potevi fare nulla, non c'era nulla da fare, però insomma, volevo solo tornare dal guru. Più avanti, lei, insomma, comunque c'è stata una confessione, lui la perdonò e tutto quanto, comunque insomma, tutto. Quindi andò rapidamente da Milarepa, Reciumpa, ma i suoi attendenti non lo fecero incontrare subito. Per 15 giorni non lo fecero incontrare. Avevano offerto molte cose per Ganachakra, le torme.
lama jizun andò gudi jabla. molto Ene dengi umilmente, mode lama jizun karnar du sana. andò Kong da tencho ki kingol Milarepa, shinche. Ane kingol shinne. aveva Rishunpa preparato la un wang mandala kwe di shingde. Tuen Chakasambhara e tencho ki Ruka kingol shinne sha shores. e pensò Tene di di sur tele mende jo. offrire Mende chi ki tingla ya. l'iniziazione Kazan tangpo all'interno jo. del mandala. Lepo Nel nime po debe mezzo tangpo del se ona mandala shawe c'era yu jor. proprio Yu di ngo shen la quel ne pigi kazan turchesone, mende ti kan sha shores. no, sì, che Di aveva mende dato ti al kan yu di tangwa tanga lasa mendicante rizhung pa con la sumbu lebbra. pa kanto di Vistolo, gyubi sos Reciumpa chen ta yung ro na disse, ta ro to, ro. to, Di chili chi sos. era tremante di paura Are sana di kazang ma tangpo di panico. sur La tangpo ragione? di Perché jizun mi da rebe juba cha. Ah. il medicante era una manifestazione Di di kien shen ne Milarepa, ane capì? rizhung pa kong kwa la shenpa lo. Ta chinje be kindyo gen dumba se ne. E quindi Dumba se ba perse de tutto chores. l'attaccamento per il Ane samsara, ta tele jizun ki karsum par sen per kapchidi se ne ta jizun ki ta choran rizhung pa piaceri e choran. comodità. Tu, Reciumpa, Nge disse kong tangpo Milarepa, yin ju san nge kante chepe ne sei il nge mio choran primo la tong chuk min discepolo, dos. il mio principale Tene de ta discepolo, choran non ti ya mang du posso du nga bu yebe yin ju mollare. san ne. Choran la ta Tu kante chung se sei la si nga andato avanti choran e la yin ji ye indietro ba. tanto, Cho jin yin ji ye ba che. Cho jin na lama la teba yebe yin ju san ne. ho compassione Ane per te kar cho je ngaran ni niga lo. Ngaran e la hai tensa ye ba. fede nel Choran la tensa guru, ye ba hai chingres. compassione, Ta o per kesi questo kari nga meba ina choran ka la chenpo ti tong pares. Ta choran supporto. chamden chenpo shu Tu hai pares ina tong devozione wa. per me Chene ane kong kar cho e dus quindi mi ngur consideri il tuo shen. grande An ta na guru. shingi ngur ta tiri Cantò, ka o ma lo recitò un tiri ka canto, uno dei rizhung pa suoi tangpo ta canti. ngo cha ne di shu ni mi do wa. Lu gyu de gyum zen shang shu ni mi do wa. Ta ina la me tinte su yun du san ane kong shen Ecco, prima shen. che La ma zan che ro tang lo ya Milarepa shang po pyu. recitasse questo canto, era Tinte na restio ta shang po pyu tinte na du san ane a la dire ma ji zun tu nyeba shio qualcosa, shen. ma Kebe tong dopo jin jin da yang fu sa ne choran la molto chumbo yin du. compiaciuto Teba Keva san di, keva sa de nga e nungyu, offrì kizung la di keva sua di meba seje. Kata confessione, la sua tabla kebe kansa fiducia. digi, nyeba chenpo staba yinaya, ko yangpo chanro wales. Erudito, non Tabla tanto nelle keba san, ko scritture, nyenga shingi yobe yinsang, digi ma yangpo qualcuno chanro che wales ane, conosce kyoran i la chung punti sung sung sene ane, cruciali della denchok, pratica. polo E denchok, wang nang allora tende, anche denga le shang. Tene indu trasgressioni san, più tati, kyoran pesanti lu yuji dirwa. vengono fatte da chi è molto dotto, La insomma, megenda, coltivato nei ka, punti samana. cruciali. Quindi, Lama insomma, jizun l'idea di lama queste lo sung ta iniziazioni ul di chi ni yang kong kame Chakrasambhara nyambe lu yuri tri sha. a 50 La so ta dige praticanti lame ka modru ed na era chi stata nyeba una kare cosa yoba sa lo ti ko bellissima. je. Ta ina khadi lame ka dru motum na ane nga Ecco, zo questo per karshe na dare l'insegnamento di ngre cosa sa ti succede ko se non ti segui shuni na. quello che dice il guru. Chidang lame ka sa di chazang dru tu ya Se di ta non kala khabar soddisfi, se ta non dige je pratichi sa. in accordo a quello che ti Pema istruisce il lama guru, jigi le di chue istruzioni nyam del den guru, shi per lomba tam zi esempio, sungu re se che il je guru ti dice sungu yin pratica il ya dharma e de druga le mantieni i ka nge yeba voti, i yin tuoi du sane samaya, tel a sambo volte può ma essere se be ge ta difficile pena tello be ge e na lo non pala sungpa drabo solo. ta marbe mile le sungpa Se drabo devi de ge je fare qualcosa come Naropa karsho chidangi e drugu yoba den Tilopa avevano drugu istruito yoba i tinte ka loro nangba yin ane discepoli, se dewe devi yang fare drugu ya kala qualcosa che khabar non chadi sei in yorwa grado di tene yin du fare, sane allora è ancora più difficile portare a Tenenka dendal compimento le ya loro richieste, ngoshe per ne jidena wala quale shiri lama yuru rebe ragione, nanglo ne rebe nanglo come karashu Jason sana K dice ta nelle ona 50 stanze, nel lame suo ki ka commentario alle khande 50 ka stanze, khande nangba yine disse ya che sama gli drugu wala allievi res con ina grande ane chedan intelligenza dembe ka devono songore fare cheda tutto tune quello ge ka che ina il ane guru rang chidar istruisce di drutsu ge drugu fare. res Se sono di Dharma, le ina istruzioni, desi susu gi fa tabshi ciò che yugu ti zidu che dice dru modu con ina tutto lo zelo e la ane dru minde sollecitudine, be gyunse ma be liwar da trene potresti tene chiedere lama la shubi ina tutto ane modu ge per nyeba quello yoba che res non sei in grado, ya lame ge ka qualcosa khashe che ane non sei in ji grado di karjure chebe portare a tuge ko na dupya compimento, meba spiegagli chebe chiaramente le midimbe ko ne ragioni, dugwa in so tene parole shabi ina comprensibili. ane gabji du sane E lama anche se ya ci jingde dicesse sebe qualcosa di khashe ne non modu Dharma in quel ina ane momento, in nyeba quella yoba res occasione, in quella circostanza, spiegagli perché non lo puoi tende indu sane fare, in chidang modo che non ci lama timi sia la dongpa trasgressione. Per quella lama chwe da tumba ragione, chigi chwe nyamne no se dewe il ka guru è nangba ina qualificato, te il nga chwe ge Dharma chi guru, kaan se ti kaze dà delle kudu istruzioni qualificate in accordo al Dharma, karjure allora falle drugu al gare meglio.
portala a compimento al meglio. Se non ci sono dubbi di poterle realizzare. Quindi se li puoi fare, falli senza esitazione, ma se ti dà qualche istruzione, siccome devi praticare il Dharma e Samaya, quando non fossi, cioè se mantieni la tua pratica, i tuoi Samaya e non puoi farlo, basta che lo spieghi, ci provi al massimo, se non lo puoi fare, spiegagli perché. Quindi, quando Naxolo Sawa, per esempio, tornò, promise di riportare a Tisha Vikramashila dopo 3 anni, ma invece sulla strada, la strada del Tibet, c'era una guerra, quindi non poté portarlo indietro, quindi non poterono continuare sulla strada. Quindi Naxo Lotsawa, che aveva fatto questa promessa, era molto angosciato, si era proprio smunto da questa preoccupazione di non aver mantenuto la promessa, no, all'abate di Vikramashila. Quindi però aveva capito che non essendo stato in grado di portare a compimento per chiare ragioni, insomma, non c'era quella trasgressione, non ci sarebbe stato errore. Quindi la questione è poterlo fare e non farlo. Se non lo puoi fare, magari il guru potrebbe chiederti, voglio questo, voglio quell'altro, no, devi fare questo o quell'altro per me, insomma, ti spara degli ordini, allora in quel caso bisogna vedere, ecco. Potrebbero essere dannosi per l'insegnamento del Buddha. Ci sono alcuni guru che non sono proprio qualificati, che si manifestano e potrebbero, eseguendo i loro ordini, potrebbero i discepoli fare del danno agli insegnamenti del Buddha. Quindi in quel caso non è che debba fare tutto quello che ti dicono, bisogna essere avveduti, insomma. Se il guru non ha le qualificazioni, allora cosa fare? Se ha le qualificazioni, fallo. Spiega perché non sei in grado, oppure se ti stupisce la richiesta. E allora cosa fai in quella situazione? C'è stato questo dialogo, no? Quanto la disciplina yogica. E pensa alla storia del Vajrayana. Ci sono narrazioni di vari Mahasiddha del passato che avevano fatto delle pratiche condotta yogica un po' bizzarra, no? Stupefacente, no? Per esempio, anche alcuni monaci bevevano alcolici, prendevano consorti e addirittura uccidevano delle persone. Quindi ci sono storie di Mahasiddha che hanno fatto queste azioni, no? Per esempio, quando Milarepa era stato mandata dalla consorte di Marpa Dagmema a ricevere insegnamenti dalla Mangoppa, il Lama gli aveva detto: un gruppo di mercanti danneggerebbe i miei monaci, mandagli una tormenta, una hailstorm, una tempesta. E lo faccio, e lo fece. Milarepa era uno stregone, quindi distrusse tutti i raccolti della regione, anche gli uccellini. Quindi, insomma, molti esseri senzienti e creaturine erano crepate, persino i topi sul terreno. Quindi era molto dispiaciuto di doverlo fare, ma aveva obbedito alla richiesta. Milarepa, grande stregone, si era infuriato quando aveva visto laggiù molti uccellini morti, topi, topini. Aveva portato a quel maestro
portati al guru Ngoppa, Lama Ngoppa, e gli ho detto: guarda, sono venuto qui a richiederti insegnamenti buddisti, ma tu mi hai fatto fare questa cosa terribile per accelerare il sentiero verso gli inferni e peggiorare la mia situazione nelle profondità degli inferni ancora più velocemente. Dove andrò adesso? Disse Milarepa. Dove posso andare adesso? Gli chiese alla Mangoppa. Mentre piangeva, il guru disse: no, 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 non ti preoccupare, non ti preoccupare. Prendi tutti questi cadaverini di uccellini e li metti in questo fuoco. Quando i cadaverini degli uccellini furono messi nel fuoco di fronte, il Lamangoppa schioccò le dita e gli uccellini volarono via. Si sentì questo rumore di svolazzamento. Immediatamente. E Ilaria aveva grande sollievo. Aveva tanta fede e devozione in Lama Ngoppa. Ilaria sviluppò questa fede, fiducia in Lama Ngoppa. Finisce questa storia. Ora, quindi Milarepa aveva fatto aveva obbedito ai comandi di Marpa e Ngoppa, ma non erano azioni non virtuose? Effettivamente questi erano maestri superiori, eccezionali, potevano trasformare la fede o la mancanza di fede in altri, quindi avevano dei poteri miracolosi, potevano veramente cambiare la mancanza di fede e risuscitare i morti, controllare i quattro elementi, quindi dal punto di vista del guru era un caso molto speciale, non era una questione comune, no? Quindi Milarepa aveva fede in questi due guru come dei Buddha veri e propri, aveva una fiducia, una fede fortissima. Non erano comuni, ordinari, ma per noi, quando abbiamo le condizioni, se queste condizioni non sono complete, fare tutto quello che il guru ci istruisce di fare, qualcuno che non ha tutte le qualificazioni, e poi magari perderemo la fede. Allora, attenzione. Quindi tutti e due vamos nelle cattive migrazioni negli inferni. Quindi meglio evitare, essere accorti prima. Quindi è importante praticare in accordo al proprio livello. C'è un proverbio tibetano: non saltare quando il leone salta, se sei solo una volpe. Insomma, l'ampiezza del tuo salto è diversa da quella di una volpe o di una volpe rispetto al leone, insomma, nella serie, insomma, proporzionato, sforzo proporzionato. Attenzione, perché può essere maggiore il rischio rispetto al beneficio. Quando Milarepa quello che faceva Marpa Milarepa era mal vistissimo, a tutti avevano pensato che fosse un po' fuori Marpa, no? Ma dopo un certo periodo di tempo tutti si resero conto che era stato molto significativo per Milarepa. Marpa, quindi a volte i guru possono sembrare non buoni, assolutamente, no? Non efficaci, ma dopo qualche mese, qualche anno, o anche decadi dopo un certo periodo di tempo, c'era una ragione per trattarlo in quel modo. E capito questo, se questo è stato il caso, allora le attività del guru non le possiamo subito magari comprendere le sue realizzazioni, perché se fossimo in grado di realizzarle saremmo allo stesso suo livello. Per ora magari non siamo in grado di realizzare quello che fa, come lo fa, perché lo fa e l'impatto di quello che fa.
Quindi c'è questa discussione che è importante fra guru e allievi. Se fossero allo stesso livello non ci sarebbe bisogno di essere discepoli di quel guru, saremmo lo stesso. Quindi, una volta rilevato il beneficio, allora è il caso di farlo. Se invece le cose peggiorano, allora lasciamo perdere. È importante essere avveduti. In particolare, noi alcuni potremmo avere il titolo di Tulku, di Lama come me, no? Dice, allora, è molto importante che ci sia un interesse altruistico, una dedizione, compassione altruistica genuina per gli insegnamenti, per gli esseri senzienti, per coloro che hanno fede in noi. È molto importante, non ci deve essere un egocentrismo prioritario affatto, perché se qualcuno usasse i titoli con intenzioni negative, danneggerebbe il Dharma, danneggerebbe gli esseri senzienti, uno potrebbe presumere, sono un guru, faccio quello che mi pare, quindi creerebbe azioni negative con un impatto molto nocivo. Allora ti sta ingannando. Quindi è molto importante per il guru, è molto importante la responsabilità e avere delle qualità e un accudimento accurato delle sue azioni, dei suoi samaya, mantenere. Quindi c'è addirittura una violazione del guru se c'è la trasgressione dei suoi samaya. Quindi, insomma, non c'è solo la rottura dei samaya da parte del discepolo, può esserci anche dei guru. Quindi attenzione. Quindi nelle 50 stanze del guru, insomma, così come gli allievi possono trasgredire gli impegni, anche ai guru potrebbero avere questo rischio e quindi attenzione, sapsapce. Quindi come Tilopa diede a Naropa, Umarpa diede a Milarepa, se dei guru ci dessero quell'istruzione, cosa faremmo? Non preoccupiamoci, probabilmente non è il nostro caso. Tempi andati, la ragione è che il Milarepa non fare ad altri quello che Tilopa, Naropa e Marpa, insomma, l'istruzione è passata a non fare agli altri quello che io ho fatto a te, insomma. Quando nutri, accudisci i tuoi discepoli, se lo facessi, non andrebbe bene, no? Mi disse proprio quello. Quindi, no, perché uno può pensare, beh, devo farlo anch'io, così come Tilopa ha trattato, bistrattato Naropa, come Naropa ha bistrattato Marpa, come Marpa Milarepa, bisogna fare lo stesso. No. Quindi la fonte degli insegnamenti di Sakya, Dromi Shakyesha, aveva uno studente, un allievo chiamato Drom, che aveva praticato magia nera, aveva ucciso o liberato, dice, 25 nemici di colpo, tutti insieme. Diventò molto famoso, molte persone andavano a fare offerte a questo perché aveva ucciso così tante persone con la magia nera. E arrivò con la moglie e 30 membri del suo seguito a richiedere insegnamenti del Dharma all'Achendrokmi perché era molto pentito di quello che aveva fatto in passato. Quindi molta gente arrivò a fare offerte e andarono tutti insieme all'Achendrokmi e diede un libro d'oro per ricevere insegnamenti.
E quindi fece, insomma, diede tante offerte. Dopo 4 sessioni, una libra d'oro per sessione, dopo 4 sessioni, 4 libbre, probabilmente, insomma, ho esaurito il mio oro. Posso dare qualche altra cosa a parte l'oro? Chiese. E la Shinrumi disse, beh, se hai finito l'oro, anch'io ho finito il Dharma. Se non può darmi l'oro, non ti posso dare più Dharma. Se hai esaurito l'oro, ho esaurito il Dharma. Poi la moglie, c'è sempre una moglie, di Jommi gli offrì dell'oro e quindi poté fare altre offerte e ricevere altri insegnamenti. Poi la moglie di John morì e gli offrì tutti i suoi gioielli alla Cendrommi e lui lo servì per 8 anni. Passò 8 anni a servirlo, poi pensò di tornare nella sua terra, nel ritornare, portando i suoi testi. Chiese, ti prego, chiese a Lachendromi di dargli dei testi. Non c'è tradizione che il guru ci offerte. Non andare nella tua terra, non tornare indietro, stai. Quindi furono scocciati John e il suo seguito, non ricevendo i testi, lo criticarono pesantemente, si arrabbiarono perché così manifestava questa taccagneria, no? Chiusa per... Ma come? Quindi lo criticarono assai, ma poi Drom era dispiaciuto, non poteva fare nulla però. Anche se Nyugulung fosse nel posto di un Lossawa, insomma, sono completamente un mendicante, dovrei camminare, è imbarazzante tornare a mani vuote come un mendicante. Poi andò quindi a Tingri e Laci, era famoso come allievo di Jommi e quindi molte persone chiedevano insegnamenti a lui, a Jom. Quindi chiedevano, diede istruzioni essenziali e quindi dando queste istruzioni di Jommi aveva trasgredito il Samaya e cominciò a perdere sangue dal naso e cadde ammalato. La mattina dopo aveva sviluppato grande chiaroveggenza. Oh, il mio guru è Vajradhara in persona. L'avevo sottovalutato, mi stava mettendo alla prova. Non mi ero reso conto e comunque, ok, mi accudirà anche nel bardo, lo disse al suo seguito. Tutte le cose che mi sono rimaste, anche queste ossa, probabilmente stava morendo, le portate a lui e chiedete a lui alle istruzioni essenziali. Vi darà le istruzioni essenziali senza tutte le difficoltà che ha fatto passare a me. E lasciò il corpo e morì. Quando fu cremato, cioè però le sue ossa, dopo la cremazione ci fu una pioggia di fiori. I suoi allievi portarono i suoi resti e le offerte a Nyugurulung e ai piedi della valle, quando suonavano delle conchiglie, a quel punto Giobbe stava facendo già le torne e disse, ah ecco, andiamo a vedere cosa succede. Stanno togliendo l'essenza vitale. Gli allievi arrivarono
Ah, siete arrivati. Gli allievi gli dissero la storia, gli raccontarono la storia, prima i gioielli, Drogmi accolse le rimanenze, le mise nelle sue mani, disse, oh figlio, sei tornato tuo padre, pianse. Il mio guru mi disse di esaminare bene i ricettacoli, ma l'ho esaminato troppo, gli ho fatto problemi, gli ho creato problemi. Forse sono stato troppo stretto, troppo duro, ho chiesto troppo. Sono stato troppo duro con lui. Se chiunque di voi vuole le istruzioni essenziali, gliele concederò. Non c'erano molte persone che gli avevano chiesto. Chiesero l'iniziazione di Evagena e gliela diede. Drommi gliela diede. Quindi aveva sentito che era stato troppo duro con il suo discepolo e quindi si era dispiaciuto. È raro trovare questi casi, questi esempi di queste relazioni. Questa è epoca delle degenerazioni, insegnamenti del Buddha in est e nell'ovest, nelle diverse culture, dobbiamo avere diversi mezzi abili. Non dobbiamo essere troppo ottusi, dobbiamo beneficiare di esseri senzienti. Questa è un'altra cosa importante da considerare. Nei tempi moderni, quindi non c'è solo da praticare i mantra, perché Marco e Milarepa hanno praticato il mantrayana segreto, ma anche il sutra e tantra integrati, meditazione, la visione, la meditazione, la condotta, senza contraddizione, soprattutto nel lignaggio Kapokagyo. Hanno combinato le istruzioni orali del lignaggio sussurrato attraverso Marco e Milarepa con la tradizione dei Kadampa dell'Amri arrivata da Jowo Atisha, quindi hanno praticato in modo integrato, questi sono conosciuti come Kadampa e Kagyu in un unico flusso integrati. Quindi questa è la forza vitale. Se il guru ha queste qualità, chiaroveggenza, le possono manifestare in certi casi, ma a volte possono avere semplicemente il nome e i titoli, allora è una questione diversa. Quindi attenzione, prima di seguirli, di sceglierli come guru, esaminateli bene, è importante essere accorti in questo modo, perché poi sarà difficile risolvere. Quindi non buttatevi fin dall'inizio a correre, a fare tutto quello che vi dice. Se non abbiamo un'idea di come sia il guru, se all'inizio, fin da subito, lo seguissimo, fare tutto quello che ci dice, allora potrebbe essere pericoloso in questa epoca, come tutti sapete. In breve, il Vajrayana è come una canna dove si sale o si scende, no? O si sale all'illuminazione oppure si scende all'inferno, non c'è un terreno mediano. Il Vajrayana è molto stretto e la sfera, la dimensione di coloro con le facoltà elevate insomma, per cui non è qualcosa per tutti, probabilmente. La ragione è che se devi mantenere segreti con il tuo guru, il tuo idam,
segretamente. Molte poche persone sanno come praticare. C'è molto pericolo. Molta gente, c'è il rischio che usi impropriamente tutte queste cose, quindi state accorti, siate confidenziali, privati, usate il Buddha e molti altri eruditi hanno ripetutamente annunciato questo circa la segretezza e la confidenzialità. Se incontrate un guru qualificato e vi affidate adeguatamente, come insegnate in queste 50 stanze della devozione al guru, c'è la possibilità di ottenere illuminazione nella migliore. Altrimenti, se si incontra un guru falso non qualificato, ingannevole, c'è il rischio di sprecare questa vita e quelle future. Quindi è estremamente importante essere accurati attraverso l'intero processo. Non è che dovete fare tutto quello che vi dice, sacrificare tutto, no? Fin dall'inizio. Prima dovete riconoscere il vostro livello, dovete sapere qual è il tuo livello per poter sacrificare e agire in proporzione a quello che è il tuo livello. Ci sono dei guru qualificati, finché ce ne sono, anche se non possiamo seguire al 100% come dice questo testo delle 50 stanze, è importante evitare violazioni del Samaya non necessarie. Questa è la ragione principale per cui è stato necessario che io vi spiegassi le 50 stanze della devozione al guru in questa occasione. Quindi per questa sera non so se finiremo in un paio di lezioni, forse no. Comunque, insomma, finiremo le 50 stanze nel futuro, perché siamo arrivati al 25esimo, quindi nell'oceano dei Samaya, quindi cominceremo qualcos'altro. Comunque, insomma, grazie. È concluso così. Grazie a tutti.